Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla Bisena all'ascolto, 13 e 26 primi di oggi, sabato 10 aprile. Apriamo subito con le notizie e partiamo da un incidente stradale accaduto nella notte a Villesse. Violento scontro frontale nella notte all'altezza del viadotto del torrente Torre lungo la strada regionale 351 tra Villesse e Ruda. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norma di Gradisca di Sonzo, due auto si sono scontrate tra loro. L'impatto è stato così violento che una delle due è finita nella boscaglia a 120 metri dal punto dello scontro. L'uomo alla guida è stato estratto dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Gorizia e consegnato alle cure dei sanitari e trasferito successivamente in ambulanza all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato per accertamenti. Per fortuna fuori pericolo di vita e le lesioni sono meno gravi del previsto. Illeso, ma in stato di shock, l'altro protagonista della carambola. L'arteria, per permettere la rimozione e la messa in sicurezza, è stata chiusa al traffico su entrambi i sensi di marcia e riaperta all'alba. E adesso cambiamo argomento, paura nella notte per un violento incendio che ha interessato un casolare a Polcenigo, nella frazione di San Giovanni. La struttura è stata divorata letteralmente dalle fiamme. Lo stabile da tempo era stato convertito a deposito di attrezzatura, mentre la vicina abitazione, con all'interno nucleo familiare, per fortuna è stata risparmiata dalle fiamme. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone e del distaccamento di Maniago. Rilievi di legge da parte dei carabinieri del Norm di Sacile. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio. Indagini per risalire alle vere cause. Tutte le piste, come si dice in questi casi, sono al momento aperte. E adesso andiamo a Trieste per il bilancio della polizia. Sono 115.648 le persone controllate, delle quali 158 arrestate e 3.215 denunciate. È il report di un anno di attività della Questura di Trieste, diffusi nei giorni in cui si celebra il 169 anno di fondazione del Corpo della Polizia. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid. In proposito sono state sanzionate 1.247 persone, mentre 227 sono state quelle denunciate in quanto si sono sottratte all'isolamento fiduciario e 28 per aver rilasciato false attestazioni o dichiarazioni sulla propria identità. L'attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali, quasi 12.000 sono stati i locali controllati e 24 i titolari e gestori sanzionati per l'inosservanza della normativa. 4 esercizi sono stati chiusi e 4 sottoposti a chiusura provvisoria nei primi 3 mesi di quest'anno. Le chiamate al 113, passate tramite il numero unico 112, sono state 29.886 e gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato 7.574 interventi, identificando 22.643 persone, arrestandone 45 e indagandone 1.189. La Divisione Anticrimine ha notificato 49 avvisi orali, 4 avvisi con prescrizione, 25 fogli di via obbligatorio, 21 DASPO urbani e 2 DASPO sportivi, mentre il gabinetto di polizia scientifica ha effettuato 2.849 rilievi fotosegnaletici e 138 sopralluoghi, concorrendo a 156 servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria. Restiamo in tema di polizia perché oggi ricorre il 169 anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anche quest'anno, come documenta la telefoto, l'emergenza epidemiologica impone la massima sobrietà nelle celebrazioni.
Infatti, in occasione della ricorrenza, il questore di Gorizia, Paolo Groppuzzo, depone, alla presenza del prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, una corona d'alloro, il monumento ai caduti della Polizia di Stato, situato al Parco della Rimembranza, nel capoluogo del Friuli orientale. E adesso ci trasferiamo a Mortegliano per un'altra notizia, per dire che la ripartenza, una volta superata la pandemia, richiederà un grande sforzo di comunità, uno spirito di unione che i volontari della Protezione Civile incarnano nella loro attività quotidiana a favore del bene comune. In questa giornata di festa, che doverosamente ricorda l'impegno trentennale che avete profuso, la Regione tiene a rinnovarvi gratitudine e sostegno. Lo ha affermato, come documenta la telefoto, l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, intervenendo a nome del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del vicepresidente nonché assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi, alla celebrazione del 30° anniversario di istituzione del gruppo comunale di Mortegliano, tenutasi oggi nella piazza del municipio. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vediamo appuntamento più tardi per Linea Sera, chiaramente nel corso della giornata, aggiornamenti news o video news, come sempre, attraverso il nostro sito friulitv.net o altrimenti attraverso le pagine social a noi collegate. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.